Allora, chi meglio di lei può darci una visione dell'Europa a questo punto? Perché l'Eurosportello rappresenta una realtà per le attività economico-produttive molto interessante. Cosa sta succedendo? Ma allora, Post-Trump. Sì, no, noi stiamo andando avanti per la nostra strada con questo ufficio che si chiama Eurosportello. Io lo ricordo sempre che il sito è eurosportelloveneto.it, proprio per coloro che vogliono avere informazioni. Noi dobbiamo informare, assistere le imprese sui finanziamenti, anche sulle modifiche normative che ci sono a livello europeo. Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista burocratico, se vogliamo, le cose stanno andando avanti come prima. Non è che la programmazione dei finanziamenti europei e delle tabelle di marcia di Parlamento europeo, Commissione europea venga da questa crisi più di tanto modificata, perché ormai era già stata impostata, quindi noi fino al 2020 tutto quello che era previsto si sta portando avanti, ripeto, anche dal punto di vista dei finanziamenti. Evidentemente i problemi potranno venire fuori nella programmazione 2020 in poi, che dovrà essere fatta a cominciare da fine dell'anno prossimo, del 2018 soprattutto. Ci sarà tutta la discussione su quella nuova prossima programmazione. Il problema sta che a livello dunque intanto burocratico c'è una fortissima demotivazione dei funzionari di Bruxelles, perché loro vedono che la loro funzione non viene assolutamente compresa, no? Dall'altra parte noi abbiamo gli Stati che tendono a voler sempre più riaccentrare le competenze, per cui tu hai il cittadino e l'impresa che chiede sempre di più all'Unione Europea, ma nel contempo all'Unione Europea gli Stati nazionali portano via i poteri. In più gli Stati nazionali, se qualcosa non va, ovviamente colpa non è mai loro, è sempre dell'Unione Europea, la quale è una struttura che è formata da sì 20.000 persone, di cui moltissimi sono interpreti, traduttori, perché ci sono 22 lingue ufficiali, ho perso il conto, e quindi c'è anche il bisogno delle traduzioni, che è un fatto operativo pratico per capirsi fra tutti i popoli europei. Però non sono tante queste diciamo al netto 12-13 mila funzionari che ci sono diciamo a livello di tutta l'Europa, perché è meglio che non facciamo paragone con alcune nostre entità ministeriali, perché meglio non fare paragoni, perché dopo allora capiamo dove bisogna fare spending review in Italia. E le spese di funzionamento dell'Unione Europea sono sul 6% rispetto al totale. Noi abbiamo ormai delle spese di funzionamento in Italia che sono sul 96-97%. Quindi la struttura è snella, potrebbe ancora operare, ma tu gli hai tolto via i poteri. In più, quello che dicevamo poco fa, prima, le tasse che noi paghiamo sono pochissime, sono il 2%. Certo. Quindi così poche tasse che vengono date a questi, che dopo questi soldi poi vengono ribaltati di nuovo sul territorio, perché essendo il 6% le spese di funzionamento, quasi tutto, il 90% ritorna sui territori, ovviamente di più su quelli più poveri, meno per la cosiddetta solidarietà politica regionale. Quindi è una situazione imbarazzante, perché tu hai un'Europa che proprio in questo momento dovrebbe essere molto più forte, ma gli Stati non vogliono e portano sempre di più verso di sé le competenze, che poi molti funzionari, prima che questo avvenisse, magari avrebbero potuto cercare di resistere di più a questi tentativi di portare via. Per cui diciamo che ci sono tutti gli impianti normativi, tutti gli impianti burocratici, gli impianti dei finanziamenti che stanno andando avanti tranquillamente come devono e seguono la loro tabella di marcia, per fortuna dico anche io, no? Però c'è questa situazione, diciamo così, anche psicologica di debolezza. In una situazione psicologica di debolezza in cui poi i cittadini anche non credono tanto all'Europa, perché la vedono l'Europa delle banche, il solito discorso, insomma non l'Europa degli interessi collettivi comuni. Gli Stati Uniti e la Russia, questo nuovo equilibrio che potrebbe venirsi a creare, che gioco hanno? Beh, io devo dire che hanno un gioco importantissimo, perché sono due colossi vicino a noi, uno più vicino dal punto di vista fisico, l'altro più vicino come diciamo alleanze, in particolar modo militari ed economiche. Sono due realtà che per noi è meglio che vadano d'accordo. Quindi senza fare valutazioni politiche, ma semplicemente molto terra-terra e tecniche, se noi non avessimo le sanzioni, quindi se è vero che il nuovo Presidente degli Stati Uniti porta ad eliminare le sanzioni con la Russia, per noi vuol dire ricchezza, in Veneto sto dicendo,
posti di lavoro in più, rafforzamento di molte nostre imprese, ma soprattutto anche qui un approccio psicologico migliore nei confronti della Russia, perché è ovvio che se tu hai una situazione di contrasto, anche se non la vuoi tu, comunque del mondo dove tu vivi, questo va a creare non solo nel settore dell'agroalimentare dove ci sono le sanzioni, ma anche in tanti altri settori un freno. Cioè, non so se sarà un caso, ma il problema gravissimo dell'azienda Sukhoi Superjet di Tessera sta sbloccandosi, ma guarda caso poco dopo che c'è stato la nomina l'elezione del nuovo presidente. I tempi, no? Coincidono in maniera non strana, ma abbastanza razionale. Quindi ai lavoratori di Tessera conviene che noi siamo in pace, tranquilli con la Russia, anche perché loro hanno bisogno di prodotti che noi abbiamo e noi viceversa delle loro risorse. E quindi diventa fondamentale. La politica di Trump, così, che intanto diciamo proprio a livelli generali, perché poi vedremo nei fatti come sempre, perché una persona tanto quel che dice poi quel che fa, siamo abituati, ma se fosse veramente più restrittiva, più di chiusura rispetto al precedente, potrebbe in qualche modo essere così negativa per noi, o forse anche il bloccare il TTIP tutto sommato non ci va così male? Allora, io negli anni '80 mi laureai e feci una tesi che riguardava i rapporti tra la CE, che si chiamava così, non UE all'epoca, e il GATT, il General Agreement on Tariffs and Trade, proprio sul commercio. E eravamo in un mondo abbastanza chiuso. Per esempio certe macchine giapponesi era difficile comprarle, c'era il contingente quantitativo, non ne potevano arrivare più di un certo tot, ma erano molto buone, la gente magari le voleva comprare. Nell'ottica del libero scambio, della libera circolazione, io da ragazzo a quell'epoca, a 22 anni, ero molto propenso a una grande globalizzazione, e questa globalizzazione poi si è verificata. Il problema è che la globalizzazione può, come tutte le cose positive, avere anche degli eccessi negativi, e gli eccessi negativi sono soprattutto quando tu non hai le stesse regole. Allora, se tu hai una globalizzazione a livello europeo, anche se non abbiamo armonizzazione fiscale, che questo sarebbe contro una libera concorrenza equa fra aziende europee, però comunque hai tante regole comuni. Ma andare verso una globalizzazione così forte come oggi c'è, io uso un aggettivo, selvaggia, perché? Perché non è coperta, come nell'Unione Europea invece lo è, da regole comuni. E quindi c'è la possibilità di produrre in maniere talmente diverse, senza rispettare certi parametri di qualità, di sicurezza, di rispetto del lavoro delle donne, dei bambini, dell'ambiente, eccetera, che ti pongono per forza in una situazione di contrasto. Quindi non è buona una globalizzazione che mi piace chiamare selvaggia, perché è un po' si basa sulla legge della giungla, no? Vince il più forte, vince quello che riesce ad avere la manodopera a un prezzo più basso. Questo è pericoloso, ed è pericoloso soprattutto nel settore agroalimentare, perché c'è il rischio poi di avere prodotti sulle nostre tavole che... Quindi allora il fatto di fermare un attimo i motori, riflettere fino a dove siamo arrivati e rivedere tutto l'impianto delle norme, non tanto a livello europeo, ma fra l'Europa e il resto del mondo, beh, io lo devo dire, noi lo stiamo come ufficio, sentendo le nostre imprese, le associazioni, noi lo stiamo chiedendo da molto tempo a Bruxelles. Ma cos'è? Non abbiamo una voce sufficientemente forte? Come mai l'Italia... No, non è che non sia una voce, no, peso? Perché è vero che ci sono le maggioranze, in questo caso la maggioranza dei paesi europei non vuole per esempio mettere l'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine non europea dei prodotti che entrano dentro da noi, e questo è voluto da alcuni stati, ma più che dagli stati è voluto dal fatto che ci sono dei grossi interessi in aziende multinazionali molto grosse, alle quali non va bene una restrizione degli scambi commerciali, ma è qui che dovrebbero intervenire i governi, perché quando c'è bisogno di sociale, quando c'è bisogno di regole di convivenza, deve intervenire il settore pubblico. Ora, in questo caso noi chiediamo proprio, abbiamo sempre chiesto, ma l'abbiamo chiesto per iscritto in tutte le salse, ma ho sentito adesso lo stanno facendo anche gli eurodeputati da un po' di tempo a questa parte, non si tratta di ridurre il libero commercio mondiale, si tratta di portare regole di equa concorrenza, perché se queste non ci sono, allora sì, bisogna bloccare i flussi di prodotti da paesi che non rispettano le nostre stesse regole, perché se non lo facciamo vuol dire povertà qui. Vuol dire dumping sociale. Quindi sì, come quando scrissi nella mia tesi,
al libero commercio, ma con regole chiare ed uguali per tutti. Però le regole che ci sono in Europa a noi pesano, perché ci stanno creando tanti problemi. Abbiamo visto con diversi prodotti, ci troviamo penalizzati rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, adesso soprattutto i paesi che sono entrati da poco dell'est, proprio perché la fiscalità ha un suo peso rilevante. Allora, però c'è un aspetto commerciale, no? Dove i prodotti devono avere certi requisiti. Qualche volta ci è andata bene, qualche volta ci è andata male. Ma quindi ci è andata anche bene. Esatto, ma penso solamente al Prosecco, no? Che è venuto fuori sui giornali del problema adesso con la Gran Bretagna, si esce fuori dall'Unione Europea. Non pensiamo che il nostro attivo, il nostro saldo commerciale, di cui fa parte anche il Prosecco, che è di 15 miliardi di euro, cioè esportiamo 55 miliardi per importarne 40, se i mercati fossero chiusi il Veneto ci perderebbe un sacco, per cui se ci sono delle regole comuni, a volte ci vanno bene, a volte ci vanno male, però il saldo è per il Veneto di 15 miliardi di euro positivi, quindi noi proprio come Veneto non dobbiamo protestare molto su queste regole, diciamo, che in questo momento toccano l'aspetto commerciale, però certo che bisogna per il futuro guardare con attenzione, perché ci sono alcune invece cose da registrare, come dicevo poco fa, che bisogna assolutamente registrarle, quindi sì, ci sono delle regole a volte che non vanno molto bene, se ne possono citare tanti di esempi, però dobbiamo vedere le cose nel loro insieme. Non solamente una norma che non va, quando magari ce ne sono 10 che invece funzionano e vanno. Noi siamo stati di recente con una missione istituzionale in Russia, c'è bisogno del visto. E uno pensa che sia nulla? No, il visto è comunque una procedura, è una complicazione il libero trasferimento delle persone. Il mercato europeo che è stato creato, la possibilità dei giovani di andare in giro, il riconoscimento dei titoli, delle professioni, il movimento dei capitali, sono state delle grandi conquiste e se si blocca questo non è che ci si arricchisca. Assolutamente. Che cosa sarebbe importante fare, cosa dovrebbe fare l'Europa, secondo lei, per essere più di appeal ai suoi cittadini? Vari, perché adesso abbiamo visto la Francia come si sta orientando, la Germania, l'Italia, eccetera. Ma io lo dico sempre ai miei amici di Bruxelles che lavorano nelle istituzioni, quelli soprattutto di grado più elevato, voi dovete a tutti i costi avere un rapporto con i cittadini non mediato dagli stati, quindi anche nei mass media, voi dovete andare direttamente nelle case dei cittadini, anche con le televisioni, con tutti i mass media, non passare attraverso un soggetto che tendenzialmente gli stati nazionali tendono sempre a scaricare su te, Unione Europea, gli errori che i loro stati nazionali fanno. Benissimo, chiaro. Allora, grazie Gianangelo Bellati, il segretario generale Eurosportello del Veneto, di essere stato qui con noi, di averci chiarito vari aspetti. Speriamo di poterla riavere presto, naturalmente. Intanto buon lavoro, buone missioni all'estero, so che avete degli incontri anche molto importanti in questo periodo. Noi ci rivediamo naturalmente domani, grazie a voi. Grazie.